Un ampio speciale è stato dedicato dalla nostra emittente nell'ambito degli approfondimenti settimanali fatti dalla redazione. L'argomento in questione è l'acqua pubblica. Ne abbiamo parlato con il presidente del Centro Consumatori Italia della nostra regione. La vicenda riguarda due comuni che ancora non hanno approvato lo statuto dell'azienda consortile e sono quello di Favara e Agrigento. Il comune di Agrigento nell'ultimo consiglio comunale di qualche giorno fa, per mezzo del collegio dei revisori dei conti, ha chiesto ulteriori chiarimenti amministrativi sul piano dei conti. L'atto conseguenziale è stato quello delle annunciate dimissioni del presidente Valenti e del consiglio direttivo. Si chiede altresì l'intervento del commissario regionale ad acta Maria Annunziata Di Francesco, esercitando i suoi poteri per approvare i due statuti e andare avanti nel proseguo della vita sociale. L'appuntamento è per domani mercoledì, dove si riunirà il direttivo e l'assemblea per decidere sul da farsi. Un appello viene fatto altresì dal Centro Consumatori Italia per un incontro e discutere sulla vicenda direttamente con il presidente della regione, visto che si sta allungando oltre i tempi ragionevolmente previsti nel suo iter, un attendismo non più giustificabile a detta di Fabrizio Raso. Oggi siamo arrivati al punto che si dovrebbe varare una nuova gestione, che dovrebbe essere quella dell'azienda speciale consortile, che però per una serie di questioni politiche tarda a essere varata. Ci sono state tante, puntate di questa odissea, a cominciare dalla risoluzione contrattuale con il gestore e poi via via ad altre fasi che sono state quella della costituzione di un gruppo di lavoro che ha varato lo statuto dell'azienda speciale consortile, che è stato votato all'unanimità dall'assemblea dei sindaci e che doveva essere ratificato da tutti i comuni della provincia di Agrigento. Questo è accaduto in massima parte, tranne per un paio di comuni quali Agrigento e Favara. Attualmente il servizio viene garantito da una gestione commissariale della ex Girgenti Acque, perché nel frattempo la Girgenti Acque è stata commissariata in quanto ha subito un'interdittiva antimafia, anzi ne ha subite due, una Girgenti Acque e una Idortecna, che poi è una società collegata di Girgenti Acque, e attualmente ci sono due commissari che gestiscono il servizio idrico per conto del prefetto, e che è solo una gestione transitoria fino a quando non ci sarà un nuovo gestore, che da quello che è stato l'iter dell'ATI è stato scelto in un gestore pubblico e sotto la forma di un'azienda speciale consortile. Al prossimo assemblea dell'ATI idrico, che sarà mercoledì prossimo, loro si presenteranno dimissionari.